Eccoci qua carissimi amici, siamo qua appunto a Castagnaro nelle zone del Veronese. Fra poco partirà l'evento La Notte dei Fari Gialli, appunto, dove come vedete qua è un ritrovo praticamente di vecchie Citroen, appunto, e dicevamo appunto che l'evento si basa appunto sui Fari Gialli, faranno un corteo notturno e ci porterà appunto a mangiare qualcosa. Però ragazzi, a parte che queste auto vi avevo già dato così un'infarinatura, voglio presentarvi una novità. E sono qua in compagnia del bravissimo Antonio che ci descrive finalmente quest'auto che io pensavo che, vedendola così da lontano, pensavamo era una Visa, e invece ragazzi, caro Antonio, spiegaci un po' la storia di quest'auto, insomma, vai. Sì, la Citroen Axel praticamente nasce dal progetto Y che la Citroen fece negli anni 72-74 praticamente, per sostituire l'Ami 8. Che era ormai obsoleta, soltanto che la Citroen ebbe dei problemi economici e fu praticamente acquistata dalla Peugeot in quegli anni, e la Peugeot bocciò questo progetto e che poi sviluppò in un altro progetto, il progetto VD, che produssero la Citroen Visa. Il progetto Y invece la Citroen lo vendette alla Romania di Ceausescu. Eccoci qua, praticamente insomma mi dicevi che questa Axel non si trova, insomma non è proprio facile da trovare, no, vero? Praticamente ne fecero 60.000 in tutti in Europa, hanno venduti. In Europa però Francia, Belgio, Austria e Olanda e Italia soltanto. E praticamente in Italia solo 6.000 ne hanno vendute. In Italia solo 6.000 esemplari hanno venduto. Da 84 a 88 circa, praticamente. E come mai hai preso questa auto? Spiegaci un po' la storia, che è particolare. Io mi sono trovato per lavoro a Rovigo e lì c'è la concessionaria, mi interessava una macchina economica per viaggiare praticamente, e alla concessionaria avevano questa macchina ferma da alcuni mesi, invenduta praticamente, perché a quell'epoca c'era anche la Visa in vendita, la X, uscì anche la X, quindi ecco. Praticamente era già obsoleta, no? Era già obsoleta questa auto. Quando uscì la macchina praticamente. E praticamente io mi feci una buona offerta e allora mi sono trovato e ho accettato di comprarla nell'86. E ce l'ho ancora fino adesso. La prima auto nell'86, della famiglia. È stata la mia prima auto. La sua prima auto, questa Axel. E si caratterizza dal fatto che il motore è GS, però non è un motore GS. Sì, 4 cilindri boxer ad aria. Che Facci vedere il apro. motore adesso qua. Guardate qua, bravissimo Antonio, guardate qua che mi ha riconosciuto qua mentre facevo un rap, ormai ma tu sei il mare, ci sono io. E niente, insomma ne abbiamo approfittato, guardate qua. Mi ha chiesto anche della vecchia Gio che non c'è, purtroppo lei lavora. Sì, che io saluto. E volevo dire praticamente che mi è piaciuto tantissimo, il boxer mi piace tantissimo come il rumore che fa l'auto praticamente. Ha 4 cilindri contrapposti, così, ad aria. Gli mancano soltanto le sospensioni idropneumatiche da GS praticamente, c'è 4 sospensioni indipendenti, quest'auto qui. Direi che è molto comodo. Cilindrata più o meno cos'è? Cilindrata ai motori GS 1129. 1129. Un'auto abbastanza potente per la cilindrata, 60 cavalli, c'ha 60 cavalli. E niente, tu hai resistito all'inizio, ti dicevano rottamala, cambia la macchina. Sì, perché però invece... la stessa Citroen, quando andavo lì per fare, diciamo, i tagliandi, già dopo 10 anni, quando mi vedevano scappavano via, non ne volevano sapere praticamente. Perché è un'auto particolare. In Romania qualcosa si trova ancora di questo? Allora, praticamente poi la stessa auto è stata prodotta con il marchio Oltsit in Romania. In Romania? Fino agli anni in cui Ceausescu fu fucilato nell'89 praticamente. Dopodiché la macchina è stata continuata a essere prodotta per alcuni anni nel mercato dell'est. Dell'est. Col nome Oltsit, fino al 98 credo. Però col nome dopo si trasformò in Rodaun. E niente, questa macchina abbiamo detto che è più o meno sui 300.000 km qua. Vedi il cruscotto? Eccoci qua, adesso. È bellissimo il cruscotto perché c'ha i satelliti, che è unica, ecco. destra e sinistra, vedi i satelliti che è unica come auto. Beh, insomma, il suo bel interno, insomma, molto dignitoso, ma dai. Insomma, non era proprio un'auto così internamente, cioè, no, era di questa qualità. È la versione 11R, perché c'è la versione Axel e la versione Axel 11R. La mia è la 11R, è super accessoriata perché aveva la moquette, praticamente la moquette dappertutto, vedi?
aveva l'orologio digitale già. Aveva già l'orologio digitale, ecco. E il contagiri. E il contagiri. Che all'epoca già per queste macchine economiche era praticamente però è 4 marce la macchina, 4 marce. Era tutta rivestita. Tutta rivestita. Moquette, Okay. vedi? E niente Antonio, facci sentire a questo punto il sound qua che hai detto che è particolare. È fantastico. Ragazzi guardate qua, sono macchina di Antonio, questa Axel 11R, caro Max qua, un'auto particolare qua, Caro Walter, motore GS, spero che ti piaccia almeno questa, Salutiamo la Gio qua intanto, salutiamo tutti gli appassionati di vecchie Citroen. Dopo dove la metti le pompe? Dopo... pubblichi? Aspetta un attimo. Ah sì, sì. Certo. Vai vai! Ecco qua, il sound è questo. Bravissimo Antonio, spettacolo. Grazie. E niente dai Antonio, dai, l'abbiamo beccata anche questa auto particolare. Eccoci qua, Le revisioni li passa tranquillamente? Tranquillamente. Tranquillamente, che è importante quello. La revisione ce l'ho fatta. L'importante è quello. Eccoci qua. E niente Antonio, mi tirati giù la mascherina, fammi un saluto qua per così la Gio ti riconosce, ecco qua, Saluto la Gio. Ecco qua, e niente. So che è una macchina sconosciuta, non so se l'ha mai vista. No, a me piace proprio perché è sconosciuta, guarda un po'. Proprio questo è il bello. Grazie Antonio, spettacolo, dai. Aggiungo solo che poi praticamente 5 anni fa ho scoperto a Schio in un magazzino la gemella rumena, la Hotseat, nuova, ferma, dal Ecco 91. Qua. E che c'ho a casa. Che c'hai a casa, vero? Casa Ecco, era anche quella invenduta o no? Invenduta, pazzesco. Nuova, mai immatricolata. Ho dovuto tagliarla io. E quando ti hanno detto, non ho resistito da venderla. Abbiamo trovato il pollo che si prende la macchina, vero? No, io non ce l'ho fatta resistere perché era la gemella di questa, mi piaceva, era nuova e a me piace proprio perché presa. appunto la gente non deve seguire proprio le mode e appunto piacciono anche le stranezze, qua. Ragazzi, con questo vi saluto, spettacolo, grazie Antonio. Saluti. Avanti con la festa. Ciao a tutti. Ciao. E niente ragazzi, andiamo così in sfumatura qua, a raduno della notte dei fari gialli da Antonio appunto. Vedete qua la gente è contenta appunto, Eccoci qua, così fammi un saluto così sei in YouTube, Mi ho chiesto prima le foto dove vanno. YouTube, Mascherina, Ciao carissima. Ciao, sei YouTube comunque, come ti chiami? Luca e te? Come? Sei persa, come ti chiami? Luca? Te come ti chiami? Daniela. Daniela, bravissimo, no perché sei YouTube qua, sei su Mediaset, spettacolo, Petrusca. Anch'io 2 anni fa. Ah beh, spettacolo. Ciao carissima. E niente, Antonio qua così alle feste qua a Badonia, pazzesco. Ciao a tutti, alla prossima. Salutiamo la Gio, tutti gli appassionati delle Citroen. Marvin è sempre operativo. Beh, bello veramente. Spettacolo.